Ancelotti per un po' sedersi nei migliori giocatori. Ancelotti, ecco perché ha forzato un po' i rientri. Una bella atmosfera, sono 30.000 tifosi presenti oggi allo stadio Nacho, e soprattutto c'è il debutto con la maglia del Real Madrid nell'unico ultimo anno di contratto con il Real Madrid. Madrid aveva chiuso la stagione con un fortino pesante al ginocchio, ha cambiato la coppia centrale il Real Madrid con Varane, passato Tomori, Hernandez con Tomori a destra, Romagnoli a sinistra, Tonali e Krunic contro la Samp. Inizia adesso la gara con il Milan a giocare. Lo scorso anno è decisivo, Champions contro l'Inter. Subito una botta, Tonali. Bene Salmakers, 1-2, Leao in area di rigore, Leao finta, Leao sterza, 2 contro 1, Leao, Hernandez, Brahim Diaz dall'altra parte, Hernandez in portapalo. Poi rimpallo adesso Brahim Diaz, adesso non c'è fuoco, Hernandez difende, aiuta Krunic, Bale va sul destro, cross, Maignan, Kers taglia, c'è anche Giroud, Salmakers al limite, verso Leao, passaggio sbagliato, c'è il secondo palo, Bale, crossa per Jovic, la palla è buona, tocca appena Hernandez, poi Jovic è rimesso dal fondo. Bale vorrebbe il calcio d'angolo, Teo Hernandez vorrebbe il fallo, una buona giocata per Lucas Vázquez. Tomori tocca Leao, allora Giroud, tacco, Krunic allarga, Leao può andare in porta, lo fa male però. Con spazio il 22, visto, controlla, anzi cerca un colpo di stop, c'è Rodrigo, cross è per Jovic, meglio di Romagnoli, il ruolo i due. Terza opportunità, riesce a crossare sul secondo palo del Brahim Diaz, Marcelo tocca il pallone, calcio d'angolo, sembrava live, non per l'assistente. Movimento di Krunic, premiato per la giocata ancora con Giroud, esterno per Jovic, a terra, recupera Casemiro, calcio di Giroud, fallo brutto di Bale, l'arbitro ha perso il fischietto, palla persa, Isco, c'è deviazione, c'è calcio d'angolo, abbiamo visto l'uscita credo sbagliata da dietro del Milan nella storia. Bale punta, dribbla, fallo di Romagnoli, dimostra però di aver voglia Gareth Bale. Compagni va da solo, allora Calabria, Nacho, gran recupero, l'arbitro poi decide di fischiare, intervento col piede sul pallone, dubbio minimo. Lucas Vázquez, cross bello per Jovic, cercare Tomori, Bale, Modric, calcia male col sinistro, non ha provato questa volta lì, esterno destro. Verso Giroud, Nacho, seconda palla, Salmakers, controlla Isco, Alaba calcia, Maignan risponde. Difficile la parata al portiere, c'è Teo Hernandez, Bale cambia direzione bene, poi scivola, tornato Teo Hernandez. Possibilità, solo il Milan conquistare il posto, Maignan, un brivido sul tiro di Bale, calcio d'angolo. Giroud, palla per Bale, ci riprova, stavolta Rodrigo va veloce, lo supera bene, Rodrigo in area con l'esterno, Tomori, attentissimo. Solo Bale, supera Tonali anche Calabria, Bale in area, Bale giù, fallo di Calabria, calcio di rigore. Maignan, para, Tomori allontana. Dopo qualche errore di disimpegno con i piedi, il portiere francese. Calabria, movimento di Giroud, palla però contro il Barcellona, c'è anche Sinner. Romagnoli. Finisce il primo tempo 0-0 tra Real Madrid per il secondo tempo di Real Madrid Milan. Adesso per Nacho, Miguel Gutiérrez a sinistra, Blanco, Modric, Teo Hernandez, sbagliato il Calabria, bravo 1 contro 1 Gutiérrez, Mariano Diaz, Tomori, veloce Miguel Gutiérrez, servito a palla lunga per andare al cross, torna Calabria, colpo di tacco, palla passa, Rodrigo controlla, Rodrigo in porta, Romagnoli, bene, buona imbucata, Rodrigo calcia in porta, Modric
conclusione, traversa di Luka Modric, Rambotta. Arriva bene il pallone. Giocata da strada di Vinicius. La gara Florentino Perez, Modric, palla morbida per Giroud, cerca la sponda, tacco di Vinicius. Miguel Gutiérrez, bella finta di corpo su Tomori. Vinicius. Miguel Gutiérrez. Vinicius, bella giocata. Poi Modric fermato. Salma Kers lo ferma per Brahim Diaz, stop al limite, in porta! Lunin, calcio d'angolo, la solita fiammata del 10, giocata già vista lo scorso anno in campionato. Alza il pallone lungo per Isco, imposta col suo destro. Lucas Vázquez, prima giocata a 3 per liberare ancora Teo Hernandez, dribbling su Militao, dentro Giroud, Tonali verso Rebic, con Miguel Gutiérrez, ultimo tocco del croato. In mezzo a Tonali e Salma Kers. Tonali aiutato da Grelo, ferma Salma Kers, Tonali spinto Brahim Diaz, fallo poi Antonio Blanco vince il duello e riparte, fallo di Mariano Diaz, calcio di punizione, sempre dominante. Questa a Rivas, una sposta così si scambia, ci vicino a Giroud, cross di testa Tonali, secondo palo, non bene, lunga per Giroud, lunga per Rebic, bravo Marvin, Militao lo aiuta, dentro Giroud, Rebic esterno, adesso anticipo su Mariano Diaz, Tonali destro e sinistro, dentro per Salma Kers, poco spazio, Kalulu, Salma Kers, Kalulu, Milan scatta Marvin, arriva Teo Hernandez, ultimo tocco di malla scambia con Brahim Diaz, palla arretrata 1-2, ancora col 10 di un pallo favorevole Militao. Di parità, no, calcio di rigore al limite, Pobega lo rallenta, il cross è buono, Arribas, volo all'alta,